mi inchino di fronte alla cucina veneta, soprattutto quando Giannico prepara cosa, Giannico? Pollastre in umido alla veneta. Eccolo qua. Guarda che colore, guarda sì. che sai, questo qua è sorgo, erba, tanto pascolo. Da dove arriva? Questo qua lei è da un'azienda agricola e biologica qua vicino. E Trelli, un personaggio pazzesco, lavora benissimo, numero uno. Perché alla veneta, Giannico? Perché i veneti non buttava via niente del polastro, Eh, ne faceva il petto di pollo in un modo o in un altro, soprattutto perché l'ha fatto col desfritto. Però il segreto del pollo, beh, logicamente il pollo deve essere una roba nostrana, buona. Ti vedi che non è triste o fa morte, come qui si dice. Dopo lui va dentro solo. Il suo fuoco, così. così. Ciappa la brustolata. Stefano, questa è la mia forza. Questo qua è pollo alla veneta, di una semplicità straordinaria. Mai rompere l'osso, perché sennò si scheggia, viene fuori il suo milo verde così, vedete? Certo. Tranquillo. Ecco qua, questa è la coscia. Mi voglio ciappare un po' avanti perché insomma, ti sai che a melodì. Sì, Se tacchiamo il fuoco, questo è un desfritto normalissimo, porro, aglio che dopo tiro via, aglio fresco, i fegadini e il cuore che gli dà il giusto cotturetta. Questa è una fase importantissima, Stefano, molto importante, perché cauterizziamo e caramellizziamo il polastro, cioè tutto il buon del polastro resta a. Una volta che abbiamo fatto questo lavoro qua, mettiamo questo qua dentro sul desfritto, una sfiammata di vino bianco buono, qualcuno che mette il suo aroma, i suoi mestieri, tante volte metto farina e mandorle, ma ognuno ha il suo coso, però questo è l'ABC. Però vedi che c'è tutta un'armonia, voglio il brodo, ti metti dentro gli ossi del polastro, il manzo, te fai il desfritto, te bagni col brodo, il desfritto, te fai il risotto col brodo. Ma come un'armonia, cioè non è che mi stamattina mi sveglio e c'è questa qua l'ABC della cucina veneta. Per fare un direttore d'orchestra. No. Guarda che bello. Guarda che abbiamo visto come si caramelleggia la carne che arriva marroncina, ma la mia abusata. Butta fuori il suo grasso che fa Ma qua basta una rotolata allora, vero? basta la rosolata, basta cauterizzarlo. In modo che tiene dentro il buono. Vedete che vedremo crearsi un'emulsione naturale dell'acqua che evapora, si ingloba dentro l'aria e resta tutto il pezzetto come una cremetta. Vedete che fa come una cremetta. Questi qua i zuccheri a canne. Continuiamo la cottura qua. E qua continuerà per quanto? 3-4 orette, magari da pipare, 120 gradi, magari da far pressa, insomma. Però anche le donne in casa, no? Quando faccio il lavoro qua, la pignata di acqua con dentro quello che vuole, e i scarti del polastro dentro qua, i suoi aromi, bagnare così, dopo magari stasera con i cicchi di carne fare una polpettina fredda, un'insalatina. Visto quanto è meglio che vivere i santi, tutto, porca miseria. Ma ascolta, e allora quando conti da venire qua stasera? Stasera ora di cena, la cucina non è mai violenta, veloce, sforzata, la è pipare, davanti, tranquillo, smisciarlo ogni tanto. Perché esempio, se mi desse a quadro del brodo, la di lessa, non va bene. se mi invece la faccio seccare, la di fritta, ma non è questo in umido, né lesso e né fritto. Quindi bisogna rispettare i tempi, altrimenti si rovina tutto. Bisogna ogni tanto girarla, dirgli a questo qua fuori, dove vedete in giro, chi va al centro, stai a, sono tutte cugine, bisogna fare così, bisogna
Ci vuole pazienza nella cucina e pazienza anche nell'attesa. Sì. Ma mi aspetto volentieri se tu tempo. Mi aspetto. Sì, ma guarda, sai che ti te mangi patrino? Non ti do tanto in giro. Grazie Giannico, veramente Grazie a te. un'altra Grazie perla a te, di cucina carissimo veneta. amico, grazie a te. Ciao ragazzi, alla prossima cantierata. Grazie, grazie mille.